So now I make two and give one to you, till your luck break through. Break bread like we did in grade school. I stay grateful for every plateful. Sit at my table, get some great food. When you make choices, they also make you. Share the wealth beyond yourself and stay cool. Yo, I knew this guy that owned a bakery in a part of town known for vagrancy. Basically the place to sleep for lots of homeless folks with no way to escape the world's coldness. So this guy noticed over the years that he'd been there, more homeless appeared. It just kept getting worse, and so did his business. His customers cursed, yelling out, "What is this, a third world country?" Said it smelled funky. They made less visits, he made less money. They had no pity, just intensity towards the homeless that lived in 10 cities. He spent many days deep in thought. Se vuoi andare in campo Orela, assicurati che non ci sia Singano. O Singano. Segna sul calendario, attacca proprio a piacermi i pulmini. Tranne di profilo proprio no. Però è un bel pulmino. Sì, dai, col manico della scopa attaccato lì, come fai a dire che non è un bel pulmino? Adesso però ci spostiamo. Vedi che ho la mano un po' più ferma perché ho la tracolla tirata, quindi tenendo la trila tirata, questo è un trucchetto, diciamo, per i videomaker improvvisati, per avere, guarda, le riprese un po' più fluide, vedi? E per la prima volta ti sto registrando col microfonino della Rode, quello che si attacca al bavero. Vedo i volumi, dovrei averli impostati giusti, dopo vedrò in post produzione. E ciu, salute. No, mi sono spostato qua perché di là non era proprio un parcheggio. Ti serve una mano a spingere? Mi aiuti? Sì, adesso arrivo. È arrivata l'Alessia, io so, dopo saprai anche tu. Italia, mi ero proibito da tantissimo questa cosa, un po' come quella volta di GTA, cos'è, dai, veloce, no, tanto lo vedi del titolo, quindi che sorpresa è. Cuschelè, la, e neanche, non lo so io che cos'è, porca miseria, Italia. Tipo non sapevo che dentro c'era sta valigetta molto carina, tipo in tessuto così, no? Guarda, non so cosa la Sony che mi dà di continuo in corso di recupero dati, non riesco a capirla. Vabbè, comunque dicevo che l'antenna deve sempre stare parallela. Niente panico, era semplicemente finita la batteria della Sony, quindi mettiamo in carica, tac, va, che bellissimo il coso che abbiamo montato con Mirko, guarda, tac, LED blu, fracchiamo la batteria su qua, tac, e il cavetto. No, è vero, la Sony l'ha fatta col cavetto, non l'USB Type-C. Maledetti. Vabbè, mai paura, io cavetti ne ho sempre a centinaia. Tac! Ricontinuiamo. Dunque, prima che la Sony mi si rispegnesse 50.000 volte per via della batteria, si diceva di provare il telefono. Attenzione, Italia, noi abbiamo qua, speriamo bene, si può allargare parecchio, no, perché abbiamo un Redmi Note 8 che è abbastanza largo. Difatti guarda, non c'entra con la cover come avevano detto. Porcaccia la miseria. Vabbè, si toglie la cover. È strano che facciano ste cavolate, cioè dovrebbero fare un qualcosa di un po' più serio secondo me. Ma c'entra il telefonino qua? Allora qua probabilmente va appoggiato e basta, e qua va chiuso. Fammi vedere. Vabbè, insomma, ci siamo più o meno, dai. Quest'altra scatolina cosa c'è? Apriamo, distruggiamo subito tutto. Delle 50.000 paia di eliche di ricambio. Ok, queste me le metto al sicuro in un cassettino che non si rovinino lì dove ho tutte le viti. Poi quest'altra scatolina io immagino siano le batterie. Oddio, non sarà mica questa. No, questo è un cavo, infatti dicevo. Anche il Mavic Mini ha il cavo quello vecchio, non l'USB Type-C. Vabbè, insomma, chi se ne frega della musica. Poi qui abbiamo il cavo per il telefono, però io non ho mai capito se devo per forza collegare il cavo del telefono al drone, perché dicono di metterlo. Molto strana sta roba. Italia, guarda, del telecomando non sono per nulla soddisfatto, ossia per come si inserisce il telefono. Però che bello, anche i tastini per scattare la foto e registrare, no? Quello per scattare la foto è una strafigata unica. Quella è una cosa per me molto molto importante, avercelo sempre lì a disposizione. E questo come cacchio lo attacco? Non tocca mica leggere il manuale.
Veloci perché tanto ripeto non interessa a nessuno. Un altro cavo USB non interessa a nessuno, nel senso che ce ne sono già, se vuoi vederti di unboxing e recensioni. Invece qua te l'ho appunto presentato per farti vedere il nuovo giocattolino che ci farà compagnia quando andremo a visitare tutti i posti, no? Quindi a creare le puntine. Adesso qua senza spaccare le ali, sì, mettiamo un dito qua, che ali molto fragili gli ha messo, ecco qua, sto adesivo abbastanza potente che rischia di svangarti le chiavette. Poi apro qua che c'è la protezione per la fotocamera e il gimbal, che io direi comunque la teniamo, che può essere utile per i viaggi, tipo se la metti in zaino, no? E ecco qui il bambolino. Secondo me si apre prima questo, poi questo, devo ancora togliere gli adesivi anche da là, e poi di qua. Queste vanno di qua. È bello robustino, tra virgolette, nel senso che ti dà quella sensazione di materiale robusto. È piccolissimo, Italia, veramente strapiccolissimo e leggerissimo. Cioè, quello l'impatto che hai, no? Leggerissimo e contemporaneamente bello robusto. Potrai odiare magari un pochino questi adesivi, un po' troppo esagerati, ma vabbè. Tac. Qui c'è l'ingresso per la micro SD e qua per il cavetto USB per ricaricare la batteria. Qua sotto poi c'è anche i sensori, dei sensori a infrarossi che entro un tot di metri, circa 10 metri, ti rilevano gli oggetti che hai sotto per consentirti di fare degli atterraggi un po' alla meno peggio, no? Una volta le alette sono così strane. Una volta che corre le alette stanno nella loro posizione. Bene, tutto bene, cerchiamo le batterie se me le hanno mandate. Quanta altra roba c'è? C'è sta scatola grande, che cosa serve? A far volume serve questa scatola, sì? Vediamo? No? I paraeliche. Allora, ok, io ovviamente li tengo, li metterò nella casa vecchia, però attenzione che i paraeliche aumentano il peso del drone. Tu mi dirai, madonna, vabbè, per un paraeliche non pesa niente. Beh, insomma no, in realtà no. Ti limita anche la distanza di volo del drone, hai capito? Quindi potresti avere difficoltà a raggiungere certi metri, certe velocità, eccetera. Quindi per avere il massimo delle prestazioni, sia in termini di distanza che altro, bisogna volare senza questi paraeliche. Io comunque me li conservo, me li porto via. Fammi vedere che c'è. Oh, bene, guarda. Ci sono gli essiccatori, che io questi me li metto dove ho, diciamo, il ripiano della roba fotografica, ne ho un bel po' di questi. Servono per proteggere dall'umidità le cose elettroniche. Miseria, 50.000 scatolette, porco cane, alla faccia dell'inquinamento. Ok, va bene, questo li teniamo, questi manualetti, anche se ho già scaricato il manuale in italiano in PDF. Beh sì, qua si sente un po' di peso. Queste sono giustamente le batterie, le 3 batterie. Sì, ma guarda, scatole, però ragazzi, insomma dai, ho capito che si vuol fare i fighi, far bella figura, no? Diciamo, a mettere tutte queste scatoline eccetera, però si poteva secondo me anche evitare, ingegnarsi qualcos'altro per inquinare meno. Cioè guarda, non è roba da mangiare, voglio dire, è un cacchio di giocattolo. Scusa se ti ho chiamato cacchio di giocattolo. Eccola qua la batteria. Pesa come il drone. Ti dà l'impressione che la batteria pesi come il drone. Vabbè, gliela infiliamo nel... praticamente... Cioè, dietro, no? Cioè qua dove va messa la batteria, no? Così. Eccola qua, sì, si clicca e si chiude. Perfetto. Magari non lo facciamo volare dentro in camper, ma lo facciamo volare dopo che facciamo un volettino. Io adesso non ha neanche senso, secondo me, che ti faccio vedere come si fa la preparazione software e gli aggiornamenti del drone per potergli fare il primo volo in sicurezza e con tutto configurato giustamente, perché appunto, ti ripeto per l'ennesima volta, trovi già un disastro di canali YouTube che ti fanno già questo video. Quindi ragazzo, saltiamo, guardiamo l'ennesima ed ultima scatolina, che è l'alimentatore di sicuro. Eccolo qua, e glielo regalo ad Alessia, a me non serve a niente, io attacco direttamente in USB. No, aspetta, Italia, c'erano altri 2 straffanti. Allora, questo al tatto, esatto, è un cacciavitino, ok, molto utile, me lo tengo sempre nel mio cassettino
dei strafanti. E qua cos'è sta roba? Sarà mica quello che penso io? Fammi vedere se è quello che penso io. Esatto, è quello che penso io, delle manopoline, guarda, per il telecomando di ricambio. Bene, anche queste me le conservo. Tanta fretta e dopo se ne sta fermo lì. Cioè, potevo fare anche una presentazione un po' più decente, no? Invece ho fatto tutto in fretta e furia per la fretta di farlo volare. E guardalo, che tristezza Italia, non poter far volare il Mavic Mini nuovo appena arrivato. Che poi guarda fuori, beh sì, c'è un po' di vento, però almeno insomma era anche una bella giornata. Porca miseriazza, vabbè, si faccia una dronata in spiaggia. E adesso cosa lo farò? La sera ormai. Ah, guarda, magari sbaglio, ma mi sembra che carichi prima una batteria, vedi? Almeno spero, e poi passa alle altre. Vabbè Italia, preferisco giocarci stasera. Ho messo tutte e tre le batterie in carica. Più che altro sono venuto qua fuori per fare una prova del microfono, perché c'è un vento non indifferente, quindi volevo sentire come si sente con questo Rode. Un'altra novità tecnologica è il mio taglio dei capelli. Sì, perché con i capelli tagliati posso mettermi gli occhiali in testa tranquillamente e guardare dentro l'obiettivo della fotocamera, quindi veramente bene, una figata. Che magari torna utile anche a te se vuoi prendere un drone o se l'hai appena preso. Occhio ai gabbiani. Ho visto tanti video su internet e esperienze personali di certi gabbiani, insomma, che possono prendere in antipatia il tuo drone, e di solito ti danno un avvertimento, praticamente ti sfiorano il drone, capito? C'è chi ti dà anche 2 avvertimenti, però insomma il terzo di solito non esiste. Però Italia, a parte adesso vabbè che siamo fuori col vento, adesso non so come registra, ma se la qualità di registrazione è buona di questo Rode qua, veramente lo uso anche all'interno quando devo fare le mie riprese, perché alla fine è sempre tutto un inquadra verso di me, poi un inquadra verso le robe del camper, e quindi è tutto un girare, no? Il microfono direzionale, quello che gli attaccavo nel cage, no? Beh, guarda, comodino anche il mio nuovo parcheggio. Come siamo messi qua? La vedo dura perché sto ancora finendo di caricarla prima, poi passa alla seconda e poi alla terza. Nel frattempo ho ritrovato il tipo che è il titolare qua del chiosco, che gli avevo dato una mano a tirar fuori il furgone dalla sabbia e volevo offrirmi da bere, però gli ho detto no, guarda, gentile, come avessi accettato.